Una giornata importante dedicata a due figure storiche agrigentine. L'idea è di Paolo Cilona, che ho accolto con moltissimo piacere perché trattandosi di due vecchi soci, cioè soci di vecchia data meglio ancora, che hanno veramente ricoperto cariche importantissime nel ruolo politico e soprattutto qua nella provincia. Oggi siamo qua per festeggiare questi due nostri soci, soprattutto per il fatto che loro hanno sempre dato qualcosa all'associazione. Una delle cose che mi piace sottolineare è che il 22 di febbraio del 2020 in questa sala abbiamo fatto l'ultima manifestazione e ripigliamo oggi nella stessa sala quella che è stata un'interruzione obbligata per il coronavirus 19. Quindi ripigliamo laddove avevamo messo un punto e avevamo detto arrivederci soci. È una giornata che l'Associazione Nazionale Onorificente Cavalleresche dedica a due suoi soci importanti in quanto hanno nel tempo svolto attività politica importante come la carica di presidente della provincia di Agrigento ed anche di autorevoli rappresentanti nel Consiglio Comunale di Agrigento. Quindi un percorso umano, politico e professionale che questa mattina noi ricorderemo attraverso la lettura dei passaggi più salienti della loro attività. Quindi l'ANEO che ancora una volta si distingue per avere dato ai propri soci l'opportunità di rincontrarsi e nello stesso tempo anche di consolidare quel rapporto di appartenenza. Devo dirvi che io ringrazio vivamente intanto l'associazione dei commendatori che ha organizzato questa festa. Per me è una bellissima cosa perché i ricordi della mia gioventù che partono dal 1960 quando ero consigliere comunale ad Agrigento e poi nell'80 qui alla provincia sono totalmente positivi. Quindi spero, quando mi daranno la parola, di dire qualche cosa per ricordare questi meravigliosi anni. Lei è il nipote del dottore Cantone che oggi ritira la targa per suo conto. Guardi, è veramente una grande emozione anche perché io di nonno ho l'esperienza dell'uomo di famiglia, quindi ricordo quando da piccolino eravamo in via Tenè, lo chiamavano presidente, quindi è senz'altro un grande onore trovarmi qui oggi in un'aula che non avevo mai visitato e che è stata così importante per la vita di mio nonno e per la vita della mia famiglia, quindi un ringraziamento alle autorità e a tutti coloro che sono qui oggi presenti per questo tributo che in realtà è un tributo al servizio alla comunità, al servizio al nostro territorio. Sto benissimo e saluto tutti quelli che vi vedono e vi ascoltano e Nino Bellomo che parla con i suoi 99 anni. Un augurio per tutti. Evviva l'arte, evviva l'arte. Sempre presente. È necessario essere presente e mi fa piacere perché stasera ripeterò una breve poesia dedicata alla Valle di Agrigento e forse anche una breve poesia dedicata alla donna, che la donna è bello tornare a partecipare agli eventi, no? Sì, indubbiamente essere presenti e essere sempre vivi e dare quello che è possibile nella propria personalità per gli altri, senza sentirsi mai niente. Essere per gli altri, ecco la mia morale, dare qualcosa sempre agli altri. Ci abbiamo i 100 anni allora. L'anno 22 a luglio saranno i 100 anni, speriamo di incontrarsi ancora.